Cioè, attenzione, scusa, hai visto? non ci riesci perché mi distratta. Col gruppo si indossava quel costume, non avevo fatto per fare
inutile, vi devo portare le forbicine appresso. Buongiorno, benvenuti a tutte. Intanto se fate un applauso a queste signore che stanno arrivando in piazza, grazie. Diamo il tempo di arrivare alle ultime del corteo, però intanto se volete disporvi anche qua un po' più avanti, anche qua davanti a noi, in maniera che diamo spazio a tutte, ci ritroviamo qua tutte nella piazza per vivere questo primo momento insieme e poi, come sapete, ci sposteremo nella nostra chiesa. Approfittiamo di questo momento per una piccola comunicazione. C'è per caso già in piazza il coro Sant'Antonio? Se sì, li facciamo avvicinare, per favore. Basta stringersi. E continuate anche ad applaudire, ci sono ancora tante donne che stanno arrivando.
benvenuti a Ottana. Benvenute a tutte queste bellissime donne che ci hanno raggiunto da ogni parte della Sardegna. Ora io non sono stata aggiornata sui numeri, però fino a ieri sera contavamo circa 190 donne che veramente sono venute da ogni angolo di Sardegna per poter essere qua con noi oggi e per poter portare i loro colori. Perché effettivamente oggi siamo qua per portare i colori di ogni donna, perché se si dice che ogni donna è un colore, ogni donna è anche 1000 colori, e quindi vi ringraziamo per aver portato tutti i vostri bellissimi colori qua oggi. Grazie davvero. Vi raccontiamo cosa vorremmo fare oggi. A parte stare tutti insieme, che questa è la cosa più importante, ciò che vorremmo fare è vivere dei momenti che possano lasciare un messaggio per questa giornata che è dedicata alle donne nel senso più ampio del termine. Vorremmo lasciare messaggi riguardanti la condizione femminile, riguardante quello che vive ognuna di noi nella società contemporanea, ricordando anche chi è passato prima di noi. E quello che state facendo oggi voi è anche quello di aiutarci nel lasciare questi messaggi. Intanto però i momenti di raduno e i momenti per ricordare, i momenti per parlare di alcuni temi importanti per me e per la mia comunità sono anche momenti di festa. Perciò noi abbiamo anzi deciso di iniziare con la musica di una donna, che è Maria Antonietta Bosu, che è qua con me e che offrirà la prima musica del giorno con un ballo. Perciò chi vuole inizi danzando.
nel ringraziare Marinella e Alessio per aver supportato questa prima tappa della giornata con un invito gestito da una delle attività di Ottana, vi invito a ricomporre la fila. Se volete da qua prendere un piccolo invito, un piccolo antipasto di questa giornata, e poi ricomponiamo il corteo che dalla scalinata principale ci porterà su nella chiesa di San Nicola per poter entrare nel vivo del nostro evento. Quindi adesso un piccolo break, prendiamo un invito e andiamo in ferie. Raffreddore che non vuole passare. Mannaggia. Solo io ti applauso. Dai Fra, 3, 2, 1, via! Continuate però. Ah, scusate, mi ero distratta. Abbi pazienza, dai. Sono tutte dietro le altre. Guarda la registrazione mia. Già fatto prima. Sono sempre le stesse. Ciao, bravo. Dai, girati. L'hai fatto dire? Fa dire la poppetta. Ma non c'era un costume di vesula. Non c'è. No, sono tutte scalze, direttamente queste. Ah, Cabras. Io sono abituata a vedere i maschietti con l'abito bianco, scalzi, le donne no. Ah, vedono i nostri. Alla vedova. La Giulietta. Giulietta sorridi. Così.
No, questa ragazza ha preso, l'ho vista prima. Quella in verde? Questo invece è questo c'è un magnifico toro, sono tutte nere. No, queste che mi piacciono solo. Bastante costume, Benvenuti a tutti di nuovo. Non avrei mai pensato di dirlo, non avrei neanche pensato di arrivare in questo momento così, però poche volte mi capita di essere così emozionata, forse sarà anche che non mi era mai capitato di presentare un evento da qui, da questo posto che è la casa degli ottanesi, la definiamo così. E quindi questo mi emoziona veramente tantissimo e spero che voi possiate unirvi a questa emozione. L'abbiamo già detto poco fa in piazza San Nicola, ma lo ribadisco qui perché la cosa più importante di oggi è che da ogni parte della Sardegna siano veramente arrivate tantissime donne, e lo ricordo ancora, portando i loro colori, perché oggi dobbiamo parlare dei colori, dei 1000 colori delle donne. Però, come in ogni casa che si rispetti, c'è un padrone di casa che ci deve dare il benvenuto, perciò chiamo Don Pietro per un primo saluto a tutti voi. Grazie, ma io pensavo che il saluto che si rivolge da qui, una chiesa che ha ospitato secoli di storia e di persone di vario tipo e per varie situazioni e circostanze. Lontano è stato anche l'uomo simbolo del lavoro. Qualche volta non ero ancora qui io, ma ho parlato da questo microfono per dire delle cose ai lavoratori in lotta per il posto di lavoro. E oggi questa cattedrale, chiamiamola così, perché ha avuto come responsabili dei vescovi nel passato, questa cattedrale ospita delle donne. E volevo salutarvi con un'espressione che il Papa ha utilizzato proprio in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Dice: la donna è colei che fa il mondo bello. Penso che non ci sia bisogno né di spiegazioni né di far capire questa cosa né di convincere nessuno a condividere, perché con lo sguardo da qui la cosa è evidente. La bellezza dei volti, delle persone, dei colori, dei costumi, descrive bene questa affermazione del Papa, che le descrive anche come fantastiche lottatrici. Non posso che condividere questo pensiero del Papa e rivolgere a tutte voi i migliori auguri per la giornata e per la vita. Grazie a tutti. Grazie Don Pietro, e dicendo questo a proposito dei secoli di storia mi ha ricordato che questa chiesa era frequentata in tempi non sospetti da una donna che è stata la madre di tutti noi e che probabilmente è stata anche la madre di alcuni diritti
che oggi forse diamo anche un po' per scontato. Sapete chi frequentava questa chiesa? Eleonora da Borea. Veniva qua, era di casa, come si suol dire, e credo che il suo ricordo ci stia bene in una giornata come oggi. Però intanto andiamo avanti con un po' di saluti istituzionali. Abbiamo un sindaco maschio, spero che non sia un problema per voi oggi, e quindi chiamiamo il nostro sindaco. Vieni sindaco. Ti perdoniamo perché hai fortemente voluto questa giornata, quindi è giusto che tu faccia un saluto a tutte queste persone che sono venute a trovarci. Sì, buongiorno a tutte e a tutti anche. Allora, la sfilata della donna è iniziata con un'intuizione del comitato Salutola 2019, qui dobbiamo dire grazie davvero per aver iniziato qualcosa che bisogna tenere. Poi la Prolocco ne ha fatto un'inizione e noi insieme a loro abbiamo ripreso per quel pubblico. È un'inizione davvero 200 persone vestite in costume, è una bella cosa. Quindi io faccio solo i saluti e lascio la parola alle donne del mio consiglio e della mia giunta, che sicuramente parlerà. Quindi un saluto a tutti, un grazie e a Tosano Menzo, scusate. Sindaco uomo, però la vice sindaca è Stefania Pitanis, che la invito a raggiungermi qua, insieme anche a Barbara Pitanis, che è l'assessora ai servizi sociali. Allora, signore, sì, siamo pronte. Perché mi stai guardando così? Sei terrorizzato? Vedo perché abbraccio non riesco, quindi voglio dedicare un suo pensiero. Allora, sentiamolo, vuoi che ti tenga io il microfono? Quindi buongiorno a tutte, grazie per la grande partecipazione. Vorrei dedicare questa giornata a tutte quelle donne che oggi non sono più tra di noi, a tutte quelle donne che si sono distinte lottando per i loro diritti, a tutte quelle donne che stanno affrontando una battaglia personale, alle piccole donne che stanno crescendo e alle donne di domani. Concludo con il pensiero di una grande donna, Rita Levi Montalcini, che scrive: le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società. Grazie. L'avevo detto, qua emozioni di diverso tipo. Però anche tu hai scritto, ti vedo fuori tirare il biglietto. Allora, Barbara, tu hai un assessorato importante e immagino che si senta tanto la responsabilità di questo assessorato, vero? Sì, Va bene, allora andiamo a leggere questo messaggio che hai voluto lasciare. Ok. Allora, a me emoziona tanto vedere così tante donne insieme e per dar forza a quella che noi chiamiamo la festa della donna. E per questo vi ringrazio un campiono. Voglio però dedicare un pensiero a quelle donne che pensano, ci credono e nonostante tutto sperano che l'8 marzo un giorno arrivi anche per loro. Grazie. Allora, la nostra comunità ha una compaesana che si è distinta, mi sembra riduttivo dire che si è distinta per la sua bellezza. Mi piace invece dire, perché mi vanto di conoscerla da tanto tempo, si è invece distinta per il suo carisma, per la sua empatia, per il suo modo di affrontare la vita e i sogni. E con tutta la sua passione adesso vi presento Enrica Pintore. Allora, intanto grazie, so che sei venuta apposta per noi, ma so che rispondi sempre alla chiamata del tuo paese. Adesso chiacchieriamo un po' io e tu, perché so che anche tu volevi parlare di qualche tema in particolare. E soprattutto iniziamo da una cosa. Tu come me insomma, siamo emigrate, questa è la verità.
rispondiamo ovviamente alla chiamata delle radici. Tu come hai affrontato il tuo ruolo di donna anche nel lavoro che fai? Iniziamo da questo. Allora, approfitto prima di partire con domande e risposte a ringraziare voi per avermi invitata, a ringraziare Franco a quella telefonata che è arrivata pochi giorni fa e a cui insomma, ho risposto subito in maniera positiva, perché mi fa sempre piacere tornare qui, ma soprattutto mi fa piacere tornare in questa occasione. Se abbiamo qualcosa da festeggiare, da onorare e soprattutto un messaggio da lanciare, lo faccio ancora più volentieri, quindi molte grazie. Tornando invece al mio ruolo di donna, nel mio lavoro dici? Allora, vi basti pensare che nel mio lavoro per ogni ruolo maschile, per ogni protagonista maschile, ci sono, anzi, al contrario, per ogni protagonista femminile ci sono 10 ruoli maschili. Quindi voi pensate, quando si va a fare un colloquio, un casting, un provino, c'è una protagonista femminile, ma almeno 10 maschili. Quindi pensate quante donne allo stesso tempo vengono scartate. E quando finalmente una donna raggiunge il ruolo di protagonista femminile, accanto di sicuro a degli attori maschili, cosa che non succede al contrario, perché quando c'è un ruolo maschile intorno forse a una spalla femminile, ma tutti gli altri sono uomini. Diciamo che se l'uomo lotta per raggiungere un obiettivo, la donna deve lottare 3 volte. Prima per dimostrare che è all'altezza di quell'obiettivo e poi le altre 2 volte per dimostrare che forse può fare anche meglio di così. Quindi non è semplice, poi possiamo anche affrontare il tema, ma questo penso riguarda un po' tutti gli ambiti di lavoro, tutti gli ambienti, di come a volte si approfitti un po' del ruolo da superiore, no? E quindi un superiore che si ritrova a giudicare una donna e a prendere delle scelte, perché un regista, un produttore, una distribuzione purtroppo scelgono per noi. Spesso ci sono anche delle proposte a cui delle donne magari non vorrebbero trovarsi davanti, ma questo penso succede in tutti gli ambiti, quindi non sono qui insomma a entrare nei dettagli, però non è facile, ma con la passione, l'onestà, la dedizione, magari ci si mette un po' più di tempo, ma si chiude. So che per oggi tu volevi parlare anche di un altro tema, che è un tema anche questo che nella realtà ci tocca, ci potrebbe toccare, ci ha toccato un po' tutti, che è il bullismo, in particolare quello femminile, perché è qualcosa di cui sentiamo parlare spesso, anche nella cronaca quando arriva ai suoi livelli estremi, e quindi volevamo lasciare un messaggio anche da questo punto di vista. Intanto scusate le spalle, che non ci ho pensato prima. Sì, allora, dico 2 cose per introdurre, perché oggi siamo qui, a me non piace dire a festeggiare la donna, più che altro a onorare forse il ruolo della donna, perché lo vediamo anche oggi nell'attualità, diciamo che in Afghanistan, in Iran, ma anche in Italia, non abbiamo ancora ottenuto giustizia per tutte le donne, no? Se voi cercate sul web oggi festa della donna, la prima cosa che leggete è festa della donna, è il simbolo delle conquiste sociali, politiche, economiche e femminili. Parliamone, perché è vero che a partire dal Novecento molte attiviste hanno lottato veramente, ma lottato non stando a casa e lamentandosi. Scusate che io parlo un po' in maniera formale, però sono sicura che in questo modo insomma ci capiamo. E scendevano per strada, in piazza, sono morte, anche per ottenere dei diritti che noi oggi diamo per scontati, come il diritto al voto. Un esempio, e mi ci metto dentro anch'io, perché quando andiamo a votare, quando siamo chiamati a votare, sicuramente è successo a tutte di dire no, vabbè, ma oggi c'è mia figlia da portare a scuola, vabbè, magari ce l'ho domani, no, sento un po' di mal di testa, vabbè, se non voto per una volta non succede niente. Però ci sono donne che sono morte per ottenere quel diritto al voto, perché volevano dire la loro. Poi, che magari in quel momento l'ideologia politica non vi rappresenta in un altro paio di maniche, però dal diritto al voto, al diritto all'aborto, al diritto al divorzio, donne che sono state stuprate e dovevano ricorrere al matrimonio riparatori negli anni 60 e spesso non li ottenevano e così perdevano anche la dignità, però magari non era colpa loro. Donne che non si sono ribellate all'equità del salario, quindi dello stipendio, perché avevano paura di perderlo quel lavoro. Quindi sì,
Oggi abbiamo ottenuto tante di queste conquiste, ma non credo sia ancora abbastanza se delle donne in Iran vengono uccise perché hanno il velo portato male. E questo sono uno dei tanti esempi. Detto questo, arriviamo ai giovani, perché io trovo allucinante e disarmante il fatto che, nonostante oggi ci siano molte giornate dedicate alle donne e ai diritti delle donne, c'è la giornata internazionale contro la violenza sulla donna a novembre, eppure non facciamo altro che accendere il TG e sentire notizie di donne segregate a casa, una di recente proprio qui a Macomer, qui vicino, anni segregate a casa dal marito. E questo non vuol dire che ha semplicemente subito abusi fisici, perché magari può anche non succedere, ma vi assicuro che quelli psicologici, la possibilità di non usare il telefono, non uscire, non avere un proprio conto corrente, non vedere le persone, è una violenza molto più grave di quella fisica. Quindi io mi sono chiesta, se questa donna, come tante altre in Italia, è stata segregata a casa dal marito, ma quanto poco noi siamo attenti a quello che ci succede intorno? Come pretendiamo che, se non ci accorgiamo di una vicina di casa, di una nostra compaesana che vive quella situazione, come pretendiamo di gestire i nostri figli che subiscono o peggio, attuano atti di bullismo? Anche queste notizie sul bullismo, soprattutto tra le ragazzine, pensate che il 20% delle ragazze in Italia tra gli 11 e i 17 anni hanno subito atti di bullismo, e anche questo lo sentiamo quotidianamente nei telegiornali. Pochi mesi fa una ragazzina a Sesto davanti alla scuola, ma la cosa che mi sciocca di più è che anche noi da piccoli sicuramente e involontariamente abbiamo attuato un po' di bullismo nei confronti di qualche compagna, ma adesso se ne vantano, quindi non solo sono bulli, maleducati, diseducati, ma in più si filmano con i cellulari, diffondono i video su internet, quindi questo vuol dire che non hanno neanche paura di quello che fanno, anzi è un vanto. E come tutti voi mi sono chiesta da chi dipende, dalla famiglia che non educa abbastanza, dalla scuola, perché i professori subiscono anche il loro bullismo, quindi hanno paura o non hanno il tempo di insegnarlo, o dalla società in generale. E io penso anche al mio ambiente lavorativo, perché so che la TV nacque inizialmente, soprattutto i primi canali, per educare il popolo, perché nel centro medio basso non sapeva parlare l'italiano, quindi la TV nacque per educare, no? Il linguaggio, insegnare la lingua italiana, soprattutto nei paesi dove, lo sappiamo, parliamo tutti moltissimo italiano, non io purtroppo, però oggi la TV, con la globalizzazione, i format che arrivano dall'estero, porta sì tanta informazione, ma porta anche un sacco di spazzatura. E se i nostri ragazzi guardano i canali con dei programmi televisivi dove l'italiano non si insegna più perché sbagliano ogni congiuntivo ogni 3, ma va bene, dove c'è un inno proprio al linguaggio volgare, alla lite, alla derisione delle persone, forse da genitori, sorelle, fratelli, zie, potremmo far capire ai ragazzi, ai giovani, che c'è una differenza tra la realtà virtuale, la realtà scenica che vediamo in televisione e la realtà di tutti i giorni, e proviamo a insegnare un po' di quella empatia di cui parlavi tu prima, cioè a mettersi nei panni degli altri, perché a nessuno piacerebbe ricevere quel trattamento. Quindi vi chiedo solo di riflettere su questo e provare a insegnare un po' più di empatia alle nostre figlie, sorelle e amiche. Grazie. L'avevo detto che non valeva la pena, però io sono un po' di parte, non fa niente. Grazie davvero. Intanto Enrica continua a stare con noi per adesso piccolo excursus su quello che potrete fare oggi, perché così rafforziamo la memoria di tutti i momenti di oggi. Stamattina, quando siamo arrivati in piazza, in realtà avremmo dovuto sentire l'esibizione del coro Sant'Antonio, che è un coro delle ragazzine e delle bambine di Ottana. Abbiamo deciso di farlo in un secondo momento, quindi quando usciamo di qui non è ancora finita, ma ci trasferiamo nuovamente in piazza San Nicola per sentire il repertorio preparato da queste ragazze. A proposito di coro, in apertura mi sono dimenticata di ringraziare il coro che ha aperto qua in chiesa il vostro ingresso, e quindi un applauso per il coro San Nicola. E sempre a proposito di cose da fare oggi
presso il Museo MAT o Casa Barca, che dir si voglia, dove vi accoglierà la nostra Elisa Niola, che è la curatrice della mostra Eminas in Ottana. Ha collaborato con lei Giuseppa Luigia, aiutatemi con il cognome che non me lo ricordo, Denti, giusto? Per sistemare la storia di queste donne che vengono rappresentate in questi ritratti fotografici che troverete in questa mostra. Quando andrete là, io sono andata ieri pomeriggio insieme alla sindaco e insieme a qualche altro organizzatore, siamo andati a trovare Elisa che stava finendo di preparare questa mostra. Elisa non è qua oggi, almeno non credo, non poteva esserci, però vi invito ad andare perché è un'altra delle donne di Ottana che secondo me fa tantissimo per la comunità e fa tantissimo anche per portare attenzione su alcune tematiche, come ha fatto in questa occasione, come ha fatto con questa mostra dedicata alle donne di Ottana. Andrete lì e troverete 14 ritratti di donne, non sono storie eccezionali, non sono storie di donne fuori dal comune, non aspettate di questo, però sono delle storie e sono delle storie che raccolgono tasselli della sera delle donne all'interno di una comunità. Mi sono segnata un po' di cose, in particolare le cose che mi hanno colpito di più. C'è una donna che arriva comunemente chiamata Monzalai. C'è il suo ritratto e la storia di questa donna è una storia fatta di devozione prima di tutto nei confronti della famiglia e poi nei confronti della chiesa, con un tocco di modernità. Pensate che a questa donna aveva in mente di far arrivare a Ottana, sempre in tempi non sospetti, dei macchinari per poter produrre le ostie sacre che poi venivano utilizzate durante le funzioni. Ancora, ci sono donne che aiutavano altre donne a partorire. C'è una donna il cui volto è il primo volto visto da tantissime generazioni di ottanesi e aveva i suoi metodi per far nascere, per curare, per aiutare le partorienti. Ci sono donne che aprivano le botteghe quando era anche una cosa strana avere una bottega, anche essere una lavoratrice. Ci sono donne che amavano la musica, donne che amavano dipingere la seta, oppure donne che avevano sofferto tanto e questa sofferenza veniva trasferita nei loro canti per accompagnare la morte dei defunti. Ci sono donne abbandonate dai mariti che devono tirare sulla famiglia, ma di certo loro non si tirarono indietro. Ci sono donne che vedrete fotografate in una foto da bambina con una bambola in mano e quella donna sarà la prima donna ottanese a conquistare la sua laurea. Ci sono diverse donne, non sono storie straordinarie, ma sono storie di donne ottanesi. Perciò se avete piacere, Elisa sono sicura che vi porterà in questo piccolo mondo. Allora, adesso parliamo di un fiore speciale. Intanto chiedo alla Proloco, non so se sono nei paraggi, ok, vieni Tina, vieni. Allora, le manifestazioni, quelle nostre folcloristiche, fatte di tradizione, fatte di etnografia, no? Sapete che i costumi, adesso a queste bambine di Ottana, io me li ricordo questi nomi, Michela, Ludovica, Francesca, visto che memoria, Antonia, me li ricordo tutti. Ve lo dico a voi, il costume che indossate oggi, l'abito tradizionale che indossate oggi, non è solo un abito molto bello, un abito custodito, un abito tenuto bene dalle vostre mamme, dalle vostre nonne. E stamattina chi vi dicevano alle ligada? Quante volte ve l'hanno detto? Lo so, sono fatte così le mamme ottanesi. Non è solo questo però, non è solo bello. Voi portate addosso la storia del nostro paese, dei vostri paesi, perché ogni abito porta con sé, sapete che cosa? Anche le persone che sono passate sull'isola di Sardegna molto
lasciato pezzetti della loro storia. Lo sapevate questo? Oppure portate la storia delle vostre famiglie, portate addosso la storia delle vostre nonne. È una cosa molto bella questa. Perciò oggi, quando vi chiedono che cosa portate addosso, dovete dire che portate addosso le vostre radici, perché sono forti e solo in questo modo avrete ali forti per volare ovunque nel mondo. Però ho fatto venire Tina qua accanto a me. Tina fa parte della Proloco di Ottana, che è tra gli organizzatori di questa splendida giornata, perché vi dicevo, sono partita alla larga parlando delle manifestazioni sarde che conosciamo bene, dove siamo solito vedere sfilare i nostri costumi e il nostro repertorio etnografico, ma a volte in queste manifestazioni si distinguono dei fiori, perché ci sono donne che con il loro essere altro non possono essere definite se non dei fiori. Perciò invito a raggiungermi qui accanto a me i genitori di Diana Moritto. Dove sono? Allora, Diana era un fiore e come tale lo ricorderemo sempre, e non voglio aggiungere altro perché voglio che rimanga indelebile questo ricordo in ognuno di voi. Io vi ringrazio per essere qui, so che non è facile, però proprio per questo noi veramente apprezziamo tantissimo il fatto che siate voluti essere qui, e la promessa è che Diana non venga mai dimenticata, ma anzi rimanga nel cuore di ognuno di noi. Voglio ringraziare la Proloco per l'invito che ci ha fatto, con realtà le istituzioni che hanno fatto questa manifestazione. Grazie. Grazie a voi. Sicuramente è qui con noi. Tina vi consegna i fiori che sono il simbolo del nostro ricordo per Diana, una targa per ricordare la vostra bambina e una pergamena che speriamo vi possa essere, di sicuro non di conforto, ma almeno che possa rappresentare il nostro abbraccio per voi. Grazie davvero. Chiedo al sindaco un supporto. Il coro Sant'Antonio è qua per caso nei paraggi? Ok, allora se si può avvicinare il coro di Sant'Antonio, e iniziamo con le targhe, quindi vediamo chi mi aiuta. A proposito, prima ho salutato l'amico Gianpietro, sindaco di Selano, la famiglia. L'edizione del 2020 ha fatto sì che appunto già siamo comunità amiche, ma abbiamo stretto ancora più amicizia perché la loro figlia comunque qui è stata dedicata alla manifestazione. La figlia la vedevano tutti, e lo dico, la vedono tutti ad esempio al Redentore, che questi di costume, nonostante avesse dei problemi, comunque lei partecipava a questa quindi grazie di nuovo. Ok, allora adesso se iniziamo, io vi chiamo e mi avvicinate le targhe, facciamo così. Dicevo, c'è presente per caso il coro Sant'Antonio? Siete qui da queste parti? Allora, adesso iniziamo con un po' di riconoscimenti, perché è giusto che sia così. Vi ho detto di non perdervi dopo l'esibizione del coro Sant'Antonio, di queste splendide fanciulle. Come vi chiamate? Maria. Enrica e Luisa. Va bene. I vostri nomi? Alice. Ok ragazze, grazie per essere qui. So che dopo vi esibirete, io non svelo niente, intanto dopo racconteremo cosa canterete del vostro repertorio. Intanto la targa per ringraziarvi di aver collaborato alla riuscita di questa
questa giornata. Proloco, vi potete organizzare un attimino di più perché vi vedo un po' rallentati. Così per dire. Questo è per voi, grazie. La facciamo vedere. Il comune di Ottana, ma tutti i presenti vi ringraziano per oggi. Dopo vi sentiremo cantare. Grazie davvero. Vi avevo detto, era una bugia, mi serve qualcuno del coro parrocchiale San Nicola. Ale? Perché poco fa ho mentito, ho detto che non doveva venire nessuno qua. Grazie Alessandra, anche per voi il ringraziamento per aver partecipato e per aver cantato per noi. Questo è il nostro ringraziamento. Un applauso anche al coro parrocchiale San Nicola. Loro faranno anche un canto finale proprio quando chiuderemo questa parte qua dentro la chiesa. Adesso è bellissimo, adesso sono proprio felice di questo momento, l'ho voluto tantissimo, ho chiamato il sindaco apposta per questo. Allora, credo 16 giorni fa, aiutami, 17 giorni fa nella nostra comunità è arrivata una bambina e neanche a farla apposta l'abbiamo chiamata Mia perché è nostra, perché è ottanese, giusto? L'abbiamo chiamata così per quello. E poi ancora regalo più prezioso, la mamma oggi, questa splendida ragazza, l'ha portata in trionfo a sfilare insieme alle altre donne. Credo che questo momento vada ricordato per sempre, anche perché abbiamo 3 generazioni, perché c'è anche la nonna che ha sfilato con noi qua in questa occasione e ovviamente non potevamo fare a meno di lasciare un ricordo a Mia per questa partecipazione e questo se lo porta a casa. Grazie davvero per essere stati con noi, grazie per questo bel regalo. E vedrete che Mia la ritroveremo nei prossimi anni a sfilare, vero? Bene, grazie. Andiamo avanti. Allora, sì, quando ci siamo parlati, ci siamo detti ma chi è la più anziana di Ottana, chi è la più grande, ed è venuto fuori che in realtà diciamo quella che detiene in questo momento il record, credo con 101 anni, è una signora che vive a Ottana da sempre, però non è ottanese di Bitti, giusto? Dico bene? Ed è la signora Lucia Angela Di Logo, che attualmente detiene veramente il record di essere un'ultracentenaria di Ottana. Non so se c'è qualcuno, ci dovrebbe essere la nipote. Eccola qua. Facciamo arrivare la targa per la signora Lucia Angela. La più anziana. Eccola a vedere. Allora, avete dato, quando dico che la Proloco si deve organizzare, avete dato a Mia alla più anziana di Ottana. Io non lo so veramente. Proloco. È un augurio per Mia, c'ha 101 anni, mica poco. Questa è, sì, la targa, c'è solo questo? Come sta la signora
sa che oggi c'era questa manifestazione? No, sono passata, adesso passo e continuiamo. Allora, a parte lunga serenità a tutte le donne, quelle libere, quelle che libere ancora purtroppo non sono. grazie davvero per essere stata qua. Noi le chiediamo la cortesia di portare il nostro saluto e il nostro augurio. Grazie davvero, porti i nostri saluti. E infatti, come vi dicevo, abbiamo scelto poi di ricordare invece anche la signora che è nata ottana e attualmente la più anziana. E dovrebbe esserci Mario, vieni, il nipote di signora Pasqua Pia Pasqua Vitalis. E lei come sta? Nonna, grazie a Dio sta bene, noi possiamo solo ringraziarla per quello che ci ha fatto e ci fa tuttora, oltre alla nonna, alla mamma, nonna è speciale davvero. Allora, mi dicono dalla regia qua che ha 99 anni e quando mi dice che fa da nonna, da mamma, non è solo un modo di dire, continua a cucinare per loro, continua a prendersi cura dei nipoti e quindi credo che più che un riconoscimento per la sua età le dobbiamo dare un riconoscimento per la donna che è e il saluto da parte di tutti noi. Grazie davvero. Allora, Mia è la più giovane nata e ha sfilato con noi, ma c'è una bimba simpatica, carina, che ha il costume nuovo di zecca, mi sembra di capire. Sto parlando di te. Antonia ha 3 anni ed è la partecipante alla sfilata di oggi più giovane che avevamo. Vieni qua che ti dobbiamo dire dare una cosa. Vieni con te. Eccola qua. Allora, questa meraviglia si chiama Antonia e ti dobbiamo dare un regalo. Lo vuoi il regalo? Eccolo qua, la più giovane partecipante. Un applauso. A 100 anni, quando ne fai 110 te ne diamo un altro, va bene? Allora, mi suggerisce le cose. No, allora, prima di chiudere, perché poi quando andiamo in piazza magari non c'è tempo, eccetera, perché dobbiamo sentire, come vi ho detto prima, il coro Sant'Antonio, dobbiamo fare un po' di ringraziamenti, che ai partecipanti vi abbiamo ringraziato tutti, ricordatevi che passerete la giornata con noi, poi ci sposteremo per il pranzo, insomma, vogliamo un momento di festa. Abbiamo parlato di cose importanti, abbiamo parlato del nostro essere donne, possiamo anche continuare a parlarne, magari poi quando andrete a cambiarvi, poi avete modo di avere il tempo giusto, Franco, di cambiarvi di nuovo
davanti al comune, quindi via Libertà presso la scuola elementare, e poi ci spostiamo in un'altra parte del paese, avrete indicazioni dagli organizzatori per il pranzo, così che si possa continuare a passare la giornata insieme. Però intanto adesso chiudiamo con qualche ringraziamento, intanto dopo... Abbiamo pensato anche a Enrica e Maria per la collaborazione e hanno avuto prestazioni davvero importanti. Io chiamerei a Stefania e a Barbara per dare le dettaglie. Non piangere Stefano. Davvero ringraziandomi, oltre che ottanesi, donne, immagini di Ottana, tutte e due le portate attraverso la cultura, attraverso le vostre interviste, quindi noi vi ringraziamo davvero tanto. Tornate sempre a no? Sempre lo stiamo facendo. Io a Enrica gli ho detto qualche chilo in più, se no non riusciamo a trovare il costume più volte, non senza problemi. Poi un'altra cosa, noi abbiamo pensato di fare la più giovane per non offendere magari una che aveva 40 anni ed era la famiglia, la più anziana, la più grande, la veterana, quindi con gente. Ma noi abbiamo Luciana che se lo vedete perché non hanno scarpe. Quindi lei è la veterana della sfilata di Ottana e ho promesso che manderemo la targa, o gli portiamo la targa, perché effettivamente a quell'età davvero è un'eccellenza. Fatemi un bel applauso. Se Dio vuole, andiamo di nuovo. Grazie a tutti. Grazie anche a signora Luciana, ha fatto bene il sindaco a ricordarlo, grazie sindaco, grazie a Ottana, ovviamente sì, quando dice mi raccomando tornate a Ottana, per me e per Enrica è scontato tornare qua, un po' perché c'è casa, un po' perché come ho detto alle bambine poco fa ci sono le nostre radici, altrimenti veramente non saremo in grado di andare in giro per il mondo. Ma a proposito, torniamo un attimo ai ringraziamenti, perché dobbiamo ringraziare, quindi partendo dagli organizzatori, dal comune di Ottana che si è impegnato insieme alla Proloco Artes e Sonos, che ringrazio anch'io, sapete che vi adoro anche se non siete organizzati, non è vero, sono bravissimi. Grazie alla Proloco, come sempre io con loro mi sento a casa. La parrocchia San Nicola e quindi Don Pietro, che prima di uscire di qua ci darà anche una benedizione, vero Don Pietro? Ringraziamo poi Enrica, ti ringrazio nuovamente, Maria Antonietta Boso che l'ho presentata poco fa in piazza e con lei che animerà la giornata con il suo impegno musicale, Marinella e Alessio che hanno contribuito e ci tenevano tanto a fare questo piccolo break, questo piccolo aperitivo in piazza quando siamo arrivati, il coro Sant'Antonio, il coro parrocchiale, tutti i partecipanti, ma anche chi ha reso possibile anche le strade in sicurezza e dunque la protezione civile e i baraccelli, quindi per tutto l'ordine pubblico. Abbiamo ricordato anche la mostra di Elisa Niola. Io ringrazio veramente di cuore tutti voi, poi avremo modo anche di salutarci giù per i saluti finali.
Infine io ringrazio la mia bambina che è seduta là e che è una delle donne che ha sfilato oggi, è nata e cresciuta a Sassari, però si sente montanese. Perché è vero, Bea, tu di dove sei? Va bene, grazie a tutti. Adesso invito Don Pietro a venire qua per la benedizione e in chiusura ci sarà il coro parrocchiale che ci accompagnerà con un ultimo canto e poi torniamo nuovamente in piazza per sentire il coro Sant'Antonio. Venga, Don Pietro. Vabbè, magari ci alziamo in piedi così. Ho scelto una benedizione per ringraziare Dio dei suoi doni. Credo che il dono più grande sia quello di rapportarci l'uno all'altro, siamo dono l'uno per l'altro, ciascuno per tutti. Dio ricco di misericordia che ha fatto grandi cose per il suo popolo, sia sempre con voi. Preghiamo. Signore, munifico dispensatore di ogni bene, ricevi l'umile ringraziamento per i tuoi benefici. Preservaci da ogni pericolo, all'ombra delle tue ali, e donaci sapienza, serenità e salute. Per Cristo nostro Signore. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, del Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Auguri, buona giornata. Questi di dove sono? Questi davanti al Fano? Questi sono al Fano, vero? Questi sono al Fano. Ricordiamoci sempre per cosa siamo qua oggi, ok? Noi siamo qua oggi per, l'abbiamo già detto, questa dovrebbe essere la terza volta che lo diciamo, per raccontare tutti i colori delle donne. Tra i colori delle donne c'è la musica, no? Voi da tanti anni, so da quando eravate bambine, vi siete appassionate al mondo della musica e del canto. In che maniera vi aiuta a fare questo nella vita di tutti i giorni? Che cosa vi porta a questa passione? Allora, innanzitutto passo il tempo in modo da non stare col telefono, magari mi metto a cantare così
colazione per la mia povera mamma perché ogni volta deve servirsi i concerti. Ma secondo me per Caterina va bene. Dimmi tu Alia, invece nella tua vita che cosa porta il canto? Io ti ho sentito cantare poco fa. Vabbè, allora, molti viaggi, perché vedi molte cose, siamo andati a Roma, sì, esatto. E poi vabbè, anche per quanto riguarda le amicizie, tutte queste cose, se ne creano molte cantando e viaggiando, insomma. È molto bello quello che avete detto, perché voi oggi e sempre avete un compito molto importante. Prima di tutto avete il compito di essere le donne di domani e quindi questo sarà già un bell'impegno, vero? Però secondo me lo state già facendo nel modo giusto, ok? Allora, io vi ringrazio il vostro coro per aver accettato l'invito ad essere qua oggi, ringraziamo Rossana che non vuole parlare e non ti sto chiamando, calmati, non guardarmi così. Però intanto oggi sentiremo 3 canzoni del repertorio delle ragazze, ma in particolare adesso iniziamo con una canzone di Elisa che conoscete tutti. È una canzone bellissima perché in realtà questa canzone la potremo dedicare a chiunque, non solo una mamma ad un figlio, ad una figlia, ma chiunque di noi porti nel cuore una persona speciale e il suo compito è lasciarla andare nel mondo, lasciarla andare nella vita a modo suo, a modo tuo, di Elisa. Un applauso! Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Sarà difficile, ma sarà come deve essere, metterò i giochi, proverò a crescere. Sarà difficile chiederti scusa per un mondo che è quel
c'è un senso di te. Eppure sentire nei fiori tra l'asfalto, nei cieli di cobalto c'è. Eppure sentire nei sogni in fondo a un pianto, nei giorni di silenzio c'è un senso di te. C'è un senso di te. C'è un senso di te. Con un altro canto, questa volta è un canto in sardo, ovvero lui, aiutami tu, ce lo racconti questo canto? Allora, il canto è Savitri, che è praticamente perfect, però scritto in sardo da Soleandro. È un canto d'amore questo? Sì. Com'è? È un bel canto, io ho sentito poco fa le parole, è molto bello, vero? Sì, sì. Sì, è bello. Poi adesso le lasciamo cantare, ok? Non le voglio emozionare ulteriormente. Se siete pronte? Ok, a voi. A volte penso
meravigliosa mia sposa, fresca che pozza alle rosa, canta bellezza, vada intro a te. E serra sosaia finza stoe, e mori un pari a mie, a paso caro fritto, fritto che come pare nie, tenesa mano mia, cadeo soi denne anima, canto è bella e perfetta. E serra sosaia e finza stoe, e mori un pari a mie, a baso caro fritto che come pare nie, tenesa mano mia, cadeo soi denne anima, canto è bella e perfetta. Duro sia Maria, linda leal man, linda leal já com a juventude, já que na vida seu marido tento, e a gente la fattura bella cassola. Ita bella che sei canto m'aggrada, mi adesso sono il mio graziosa, ama aprile non fiori rosa, colorita che tu è attraente. Come va che è amante un serpente, che sorrisito stuo, ser mirada, ita bella che sei, ita bella che sei, ita bella che sei, tanto m'aggrada. Ballerina columba delicata, se mi das un aso mi innamoro, ma da esa die da più incontrata, tapo sempre la strinta in Gesù volo.
Vanno a ballare chirchinati in coa, del zucchia man, del zucchia s'accometano, Capitan Sena, mica la reata, vanno a ballare coi chirchinata. Esta balla che se tanto m'aggrada, vedo solo io il mio, grazie. Amas aprile non fiore rosa, colorita che tu è attraente.